TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Venezia sale al 9° posto, superando Napoli, nella decisamente poco invidiabile classifica dei reati registrati, stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore e basata su una serie di parametri individuati nelle 106 province mappate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. 4.825 le denunce ogni 100.000 abitanti nel 2023 in tutto il territorio del veneziano, dove quindi si contano 40.287 denunce totali. I reati più denunciati sono i furti, per cui Venezia è quinta in Italia, stabile, con 22.000 denunce. In aumento anche reati come truffe informatiche, rapine e contraffazione. Per quanto invece concerne i reati correlati al traffico di sostanze stupefacenti, Venezia si trova al 31° posto in Italia. Passiamo al meteo. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalla mezzanotte di martedì 17 settembre alle ore 14 di mercoledì 18 settembre, in cui si dichiara la fase operativa di attenzione per vento forte su costa specie centro-meridionale e pianura limitrofa sud-orientale, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento. Ancora cronaca. Questo pomeriggio al Parco San Giuliano di Mestre è avvenuta la commemorazione in ricordo di Gina Masha Amini, la ragazza curda morta il 16 settembre del 2022 a Teheran, in seguito all'arresto da parte della polizia iraniana perché non indossava correttamente l'hijab. La celebrazione, che segue quelle dei comuni di Padova e Mira, si svolgerà oggi anche nel comune di Mirano ed è promossa dall'associazione UDIC, Unione Donne Italiane e Curde. L'amministrazione comunale di Venezia e le associazioni aderenti all'iniziativa hanno voluto ricordare la giovane donna con la lettura di poesie e brani davanti all'albero che proprio lo scorso 8 marzo è stato piantato nel parco in suo ricordo. E cambiamo decisamente argomento. AVM ACTV informa che lunedì 23 settembre sarà effettuato il collegamento con nave traghetto ferry tra Sant'Erasmo Forte Massimiliano e Punta Sabbioni per consentire ai residenti dell'isola di Sant'Erasmo di eseguire la revisione dei propri motocicli, trattori e veicoli nelle officine di Punta Sabbioni. Il collegamento, riservato ai residenti nell'isola, è gratuito. La corsa con partenza da Sant'Erasmo Forte Massimiliano è in programma alle ore 12 con arrivo a Punta Sabbione alle ore 12:25, mentre il viaggio di ritorno si terrà giovedì 26 settembre con partenza da Punta Sabbione alle ore 16:30 e arrivo a Sant'Erasmo Forte Massimiliano alle ore 16:55. Si consiglia, come scritto in una nota ufficiale, la prenotazione del servizio di trasporto e della revisione presso le officine della terraferma. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.